Dopo qualche giorno di incertezza, di regole e linee guida non chiare, finalmente le farmacie del Veneto mercoledì mattina hanno avuto il via libera per effettuare i tamponi gratuiti di fine quarantena. Le farmacie sono finalmente operative. Da oggi possiamo fare quello che era stato promesso. La normativa è comunque complessa, non tutti possono rivolgersi alle farmacie, ci sono categorie precise che possono chiedere il tampone gratuito. I soggetti che sono in fine quarantena, soggetti che sono stati a contatto con positivi, oppure siamo in grado anche di chiudere la positività. Chi è venuto a contatto con un positivo ed era stato messo in isolamento può venire da noi per fare la fine isolamento. Ecco, ripeto che tutti questi tamponi saranno gratuiti. Fondamentale poi, per non appesantire il lavoro e rallentare tutte le procedure, arrivare in farmacia con i documenti corretti. Le persone in farmacia devono portare una documentazione e una certificazione. La certificazione la possono trovare su un sito dell'azienda Zero. Bisogna entrare infatti in sorveglianzacovid.azero.veneto.it. Si entra in certificati e scheda personale e con lo SPID o la carta d'identità elettronica si può scaricare il documento che servirà poi in farmacia. Via libera l'accesso in farmacia anche per gli studenti e per tutto il mondo della scuola che ha bisogno del tampone di fine quarantena o isolamento. Possono venire anche i contatti scuola, studenti scuole secondarie di primo o secondo grado in regime di autosorveglianza, ma anche i bambini e alunni identificati come contatti scolastici. Per chi si presenta per la fine della quarantena scolastica, però, ulteriore passaggio burocratico. Si deve avere un documento della scuola firmato dal preside. Il via libera arriva dopo giorni di caos e telefonate di ogni tipo. Noi da lunedì mattina avevamo praticamente 3 persone che rispondevano continuamente alle telefonate, ma dicevano quello che si poteva dire, cioè che non sapevamo ancora come fare. Insomma, finita l'incertezza, ora si passa alla fase operativa, con i farmacisti ancora una volta in prima linea.